Benissimo. Buona serata a tutti e benvenuti all'appuntamento sportivo di Teleradio Pace Sport, come ogni lunedì in diretta intorno alle 21 di Casa Caritas a Chiavari. Salutiamo tutta la Liguria sportiva perché ci vedono da tutte le parti, perciò un caro saluto a tutti. Ciao Giacomo e ciao Luca. Buonasera. Allora, anche questa sera abbiamo una bella platea, bella viva e calda, ma poi lo capirete strada facendo. Parleremo soprattutto di calcio questa sera e di ginnastica, perché la ginnastica arriva da Rapallo e il calcio da Sesti Levante, perciò copre un po' tutto il nostro Tigullio. Giacomo, abbiamo qualche notizia come al solito di riassunto che ci diciamo in questi momenti? Diciamo, con il consueto riepilogo del fine settimana calcistico, partiamo come facciamo quasi sempre dalla Serie A, dove il Genoa ha perso 1-0 a San Siro contro l'Inter, un Genoa che si è comportato comunque molto bene e che soprattutto rimane in una posizione di classifica tranquilla e avrà poi le prossime 3 partite che sono importanti per, diciamo, blindare la salvezza contro Empoli, Cagliari e Lecce. In Serie B lo Spezia ha perso 1-0 in casa contro il Catanzaro, una sconfitta che in casa per lo Spezia non arrivava da quasi un anno, comunque lo Spezia rimane terzo e perde però alcuni punti dal Pisa secondo. Sempre in Serie B la Sampdoria ha pareggiato 0-0 con il Sassuolo nella partita che si è giocata venerdì, un punto che permette ai blucerchiati di togliersi dalla zona play-out, sostanzialmente grazie alla classifica Vulsa, perché diciamo rimane a pari punti, però al momento è al 15° posto. In Serie C c'è stata una importante vittoria della Virtus Entella per 1-0 contro il Perugia in casa, con un gol arrivato proprio nel recupero. Vittoria importante anche perché questi più 3 punti permettono all'Entella di mantenersi a distanza delle inseguitrici, sempre a più 4. Il Sesti Levante invece ha pareggiato in casa 1-1 con la Lucchese e rimane al penultimo posto. E la Lavagnese non ha giocato perché avrebbe dovuto giocare contro l'Albenga, che poteva essere esclusa dal campionato per motivi societari. Allora, bene, dopo questa panoramica sul calcio, visto che abbiamo Luca, una notizia sulla pallanuoto. No, pallanuoto, c'è stata la finale di Coppa Italia, la Final Six per la pallanuoto femminile. Il Rapallo si è ben comportato, ha vinto nei quarti di finale e poi in semifinale contro l'Orizzonte ha giocato un'ottima partita, però poi ha perso per 10-8, quindi c'è stata la finale tra SIS Roma e Orizzonte Catania. Ha vinto la SIS Roma questa Coppa Italia femminile, quindi anche questa manifestazione va in archivio, però poi vedremo la prossima giornata del campionato femminile molto interessante qui in Liguria che ci sarà proprio questo mercoledì. Bene, allora andiamo a presentare gli ospiti e partiamo subito perché abbiamo una puntata ricca come al solito. Luca, questa sera intanto un saluto, un applauso anche alla nostra squadra, ai tecnici che ogni lunedì ci permettono di andare in onda. Questa sera parleremo anche di nuoto in mare, soprattutto di nuoto in mare. Abbiamo qui Franco Locascio con noi. Ciao Franco, buonasera. Dirigente Acqua Manara 1968. Dagli sport acquatici andiamo a Rapallo, lo facciamo con la società ginnastica appunto Rapallo, Marina Pernice, presidente, insieme a Nadia Giovanetti che è istruttrici società. Bene, il tifo non manca, Marina. Poi andiamo a Sestri, Daniela Angeretti che è dirigente Leva 2014 e Simone Mellillo, responsabile settore giovanile. Ecco, andiamo a vedere anche questa bella calda platea, Giacomo. Sì, in platea abbiamo una nutrita rappresentanza per la ginnastica ritmica da pallo con ragazzi che vanno dai 5 ai 20 anni e invece per il Sesti Levante abbiamo la Leva 2014 appunto con la squadra. Bene, poi andiamo a conoscere le persone che abbiamo anche appunto giù in studio. Facciamo una carrellata. Marina. Insomma, mezzo Rapallo della ginnastica abbiamo stasera. Mezzo Rapallo. Tante delle nostre ginnaste che sono di età variabile come avete detto e che
fino a ieri hanno gareggiato in una competizione a Rapallo e hanno vinto un sacco di medaglie, quindi sono contenta, è un piacere averle tutte qua con voi. Bravi. Invece... Andando invece a Sestri, in ordine sparso, Daniela, chi abbiamo questa sera? Noi abbiamo la Leva 2014 che è un misto perché sono tanti elementi 2014 ma ci sono anche ragazzi 2015 che sono da tanti anni insieme, sono una leva molto simpatica, molto briosa, molto interessante. Poi il mister sicuramente da un punto di vista tecnico è più bravo lui di me, io lo posso dirlo da un punto di vista di caratteri. Andremo a sentire il mister. Gestirli è simpatico, diciamo così. Salutiamo il responsabile del settore giovanile, Simone. È già la seconda volta almeno che sei qua. Quante leve avete? Abbiamo 11 leve. Cioè tutte le... Sì, siamo coperti, poi ci sono anche le leve nazionali che partono dagli under 15 e arrivano fino alla primavera, che sono le squadre che fanno i campionati interregionali e ad esempio gli under 15 e gli under 17 questo weekend sono andati in trasferta in Sardegna a giocare contro la Torres. Allora, ritornando, perché ci palleggiamo, con la ginnastica invece Nadia Giovannetti. Siamo una famiglia che ha parlato negli ultimi 50 anni di ginnastica, poi andremo a conoscere papà. E direi proprio di sì. Mi hanno portato che ero piccolissima in palestra e lì sono rimasta, prima da atleta, poi da insegnante e per adesso finché mi piace, finché è un bel ambiente, finché i sogni comunque di queste bimbe vengono portati avanti e rimarremo sempre lì, perché comunque è un'istituzione. Sei contenta, no, di tutto questo percorso fatto? Assolutamente sì. Invece abbiamo un veterano, no, qua sul palco, Luca Franco, che avete presente tutte quelle foto e immagini che a volte mandiamo anche noi, no, che arrivano da Sestri, Chiavari, che fanno il bagno a delle giornate impossibili d'inverno, non so, anche sotto zero, che sembra quasi impossibile, che a volte anche ad agosto hai freddo a buttarti. Ecco, Franco è uno di quelli che organizza queste cose, è vero o no? Organizza e si butta. E si butta. Franco. Sì, vabbè, parliamo prima del freddo, poi arriveremo al caldo. Questa disciplina esisteva già sul ponente della Liguria, l'abbiamo importata qui da noi tanto tempo fa e adesso sta per diventare non tanto il bagno in mare, che poi l'acqua del mare adesso è 14 gradi, ma addirittura la disciplina del nuoto in acque gelide sarà alle Olimpiadi dell'anno prossimo a Cortina e si nuota con l'acqua a 2-3 gradi. Le specialità arrivano a fine 1500. Queste intanto sono immagini di ieri, Franco, no? Alla Pro Chiavari. Di ieri, sì, del cimento che è stato fatto ieri per la Proscogli, con la quale abbiamo collaborato volentieri, sono arrivati un po' da tutta la Liguria. Sì. Diciamo Franco è un pioniere del nuoto in mare, diciamolo, perché è stato uno dei primi, insieme a Vittorio De Salsi, a cominciare questa disciplina d'estate con le traversate, che poi è diventato, una volta non esisteva il nuoto in mare, nemmeno alle Olimpiadi, il nuoto in acque libere, poi piano piano è diventata anche disciplina olimpica, ecco, e noi abbiamo fortunatamente dei campioni in questa disciplina. Racconta un po' come è iniziata. È iniziata per scherzo. Ci siamo trovati a fare una gara di corsa, io e questo Vittorio De Salsi. Lui mi ha confessato che da ragazzo faceva le traversate da Napoli, da Capri Napoli, quella roba lì. Io gli ho detto, beh, facciamo una garetta anche noi. Abbiamo organizzato la Cavi Sestri, sono arrivati da tutta Italia e lì è partita la nostra avventura. Eravamo fuori legge per la Federazione di Nuoto perché non faceva fare gare in mare. Però nell'arco degli anni siamo cresciuti tanto di numero che dopo 10 anni di attività ci ha chiamati a Roma e ci ha inglobati. E da allora è diventato tutto ufficiale e la nazionale italiana adesso è una delle più forti al mondo.
Poi qui abbiamo avuto dei grandi campioni che si chiamano Formentini, Stocchino e tanti altri, quindi abbiamo seminato bene. Bene. Allora Giacomo, andrei a parlare un pochino con un personaggio sportivo, storico delle nostre parti, che per tantissimi anni è stato presidente della ginnastica di Rapallo, che è Gioacchino Giovanetti. Gioacchino. Cosa dire? Niente, ringrazio di questa presentazione perché non me la merito neanche. Comunque andiamo avanti con l'età, andiamo avanti con la ritmica, andiamo avanti sempre. L'importante è mantenere sempre calmo e, come ho sempre detto, le nostre ginnaste, il nostro sport, diciamo così, non c'è stata una ginnasta che ha sbagliato la strada della vita, diciamo. È sempre mantenuto la disciplina, l'educazione, tutto quello che possiamo insegnare nella palestra. E niente, poi l'altro discorso che faccio sempre è meglio portarle dentro che non averle fuori. Ecco, molto bello questo che hai detto, che chi ha fatto sport, in questo caso la ginnastica, ha sempre centrato poi anche le cose belle della vita. Questo è... Certo, certo, l'importante è quello lì, sì, non avendo sbagliato neanche la strada hanno avuto delle soddisfazioni nella vita, diciamo, perché poi la ritmica, come altri sport, insegna a tutto, diciamo, la musica, lo sport, i muscoli, tutto l'insieme, ringiovanisce anche. Ma ti ricordi quando tu avevi pensato, no, di fare la società? Perché avevi fatto una società di ginnastica? Come? Non ho capito. Sì. Come avevi pensato di fondare una società? No, non sono stato io a fondare la ginnastica, no. Noi ci hanno chiamato dopo un anno che non riuscivano ad andare avanti, era molto difficile a quei tempi là, nel 72-73, e quindi siamo entrati in un gruppetto di nuovi dirigenti e naturalmente da quel giorno lì siamo rimasti dentro, siamo andati avanti, siamo tirati sulle maniche, abbiamo messo le basi per andare avanti, persone serie, volontoriose come ci sono anche oggi, ecco. Ma allora ci voleva un pochino più, era un po' più dura che oggi, ecco. Intanto vediamo delle immagini delle ginnaste che sono qua presenti e anche delle foto che avete partecipato a manifestazioni e a momenti, no, di sport. Certamente nel 2010 siamo andati anche a finire in Serie A, per dirla tutta, e non è semplice andare a una squadra, diciamo, una società come noi ad arrivare a una Serie A. Bene, allora dalla ginnastica andiamo un pochino a sentire il mister degli under 14 come ci presenta la squadra. Ecco, Ennio De Ferrari, allenatore dell'Eva del 2014. Prima appunto si parlava che sono ragazzi, diciamo, di carattere molto briosi. Tu che comunque la maggior parte li hai da un paio di anni, come li presenteresti? Sì, allora io sono già 3 anni che li alleno, quindi li conosco abbastanza bene, diciamo. E sono un gruppo molto affiatato, e hanno anche dei buoni risultati, si impegnano. E io cerco in tutti i modi di dare dei consigli, vista la mia attività, diciamo, da tanti anni che giocavo a calcio, da allenatore, e comunque sono un bel gruppo. Ora abbiamo questa fase, facciamo un campionato, diciamo, autunnale primaverile, e poi faremo dei tornei, tra l'altro anche abbastanza impegnativi, cercando di alzare un po' il livello anche per il loro, diciamo, per la loro crescita. E in questo, Daniela, sei dirigente di questa squadra. Com'è la collaborazione anche con i genitori qua questa sera? Facciamo un applauso ai genitori che sono... Eccoli che li vediamo, ne vediamo una parte, poi vedremo anche da quell'altra parte. Spezzo una lancia in favore dei genitori perché non è sempre facile avere dei genitori collaborativi,
io sono genitore, quindi però devo dire che siamo un bellissimo gruppo, da tanti anni che stiamo insieme anche con i nuovi ragazzi, i nuovi genitori che si sono uniti a noi quest'anno. Devo dire che ci siamo subito legati e va molto bene, un bel gruppo, i ragazzi sono affiatati, ovvio ci sono un po' di caratteri più forti, altri caratteri meno forti, ma è la loro forza poi. Ognuno è unico e tutti sono molto reattivi, Anche i genitori sono molto reattivi. Sì, perché insomma sono molto importanti, Simone, noi genitori, perché... Assolutamente sì, tutti ci danno una mano, un settore giovanile, seguono i bambini con entusiasmo, li aiutano, a volte purtroppo possono anche condizionarli in negativo, ma questo non è il caso. Però guarda, se mi permetti... questo bisogna sempre fare un richiamo, no? Perché io anch'io sono stato genitore, quando si è lì ti sembra un po' il tuo figlio. Io ogni anno, quando ho la possibilità di parlare con i gruppi genitoriali, la prima cosa che dico è: se avete qualche problema, qualche perplessità, non andate direttamente dagli allenatori, ma venite prima da me. E lasciamo lavorare gli allenatori in modo sereno, senza essere condizionati, poi nel caso intervengo io. Tu sei papà anche, no? Io sono anche papà, Io ho capito che c'è qualche periodo della vita che da papà ti sembra che tuo figlio, quello che fa sport, sia un po' più bravo degli altri, o no? O che magari ci vedi un campioncino, oppure no? Ma sì, a volte le aspettative sono troppo alte e non riescono a guardare le cose con la giusta obiettività e a volte si rischia anche di dare dei danni. Io insomma sono 12 anni che sono nel settore giovanile e ti posso assicurare che mi rendo subito conto quando un bambino in campo è condizionato da qualcosa che magari si dice in casa. Me ne accorgo subito e cerco di intervenire, prima parlandone con l'allenatore e poi nel caso facendo un piccolo summit con la famiglia. In questo, Marina, i genitori invece della ginnastica... Io sono stata genitore di 2 figlie che facevano ginnastica ritmica prima di essere presidente e mi rendo conto che è difficile, è uno sport impegnativo e da genitore a volte quando le tue figlie vengono a casa e ti dicono che non so, hanno lavorato tanto, vanno male o l'allenatore le ha sgridate tra virgolette, nel senso gli ha indicato le cose da fare, l'istinto è di, non so, di proteggerlo, le tue figlie, però alla fine io ho sempre detto loro che quello che dice l'allenatore è la cosa più importante e finché faranno sport devono seguire quello che dice l'allenatore. Poi il genitore a casa può sostenerle, però deve sostenere in primis l'allenatore, secondo me. Condivido. Anche il mister condivide Simone. Io dico sempre che bisogna portare la stagione al termine, poi alla fine della stagione si fanno i conti. Se uno non si è trovato bene in una società, grazie al cielo, ce ne sono tante altre, uno ha il diritto anche in modo legittimo di guardare da un'altra parte. Bene, allora questo richiamo che è quasi venuto per caso, ma ci sta sempre. Tanto vedevamo delle belle immagini, vediamo un po' nuovamente queste immagini. Nadia, ci vuoi raccontare cosa stiamo vedendo? Ecco, queste. Sono dei vari pezzi di esercizi sia individuali che di squadra, perché la ginnastica ritmica comunque ha dei movimenti individuali e dei movimenti di squadra. Quella che stiamo vedendo adesso è una bimba che è molto promettente, adesso ha cambiato l'immagine, comunque abbiamo questa ginnasta che è stata selezionata nel gruppo tecnico della regione e che ha vinto il campionato interregionale ed è arrivata quinta al campionato italiano. E quindi oltre a lei abbiamo anche tante altre ginnaste, quindi il lavoro viene fatto su vari livelli, quindi sia il settore silver che il settore gold e nella ginnastica, a differenza magari dello sport tipo il calcio che è più, ha una lunga gittata a livello proprio di età, nella ginnastica occorre sviluppare alcune qualità in maniera un po' più rapida e anche il rapporto che si instaura con l'allenatore è un pochino più diretto,
per questo parlavamo un po' dei genitori. Molto più vicino forse, no? Sì, è proprio più diretto con la ginnasta e con l'atleta, perché è uno sport proprio di qualità, quindi dove la prestazione è la prova ed è sempre quella, non c'è una tattica. Intanto dalla regia c'è la partita del lunedì di Serie A, questa sera c'è Roma-Monza, sono 2-0, giusto? Roma 2, Monza 0. Bene, allora Giacomo, andrei a presentare un altro, tra l'altro ripetiamo un pochino, lo diciamo sempre, ma la ginnastica ritmica è quella per gli attrezzi, no? Sì, Che ha gli attrezzi. i piccoli attrezzi. Piccoli attrezzi. Questa sera sono tutti attrezzate. Fate un po', tirate un po' su, vediamo un po' quanti attrezzi. Ecco lì, vediamo se riusciamo ad andarci. Benissimo, Ale. Ecco lì. Facciamo una bella foto di qua, bella larga. Ecco, poi c'è anche in previsione un po' di esercizio qua, perciò andremo, vai. Allora, Alessandra Ferrari, che è istruttrice, volevo chiedere quali sono gli aspetti, diciamo, della ginnastica ritmica che richiedono più allenamento, magari quali attrezzi o anche in generale quali aspetti degli esercizi? Beh, allora, la ginnastica ritmica, diciamo che sono tutti gli attrezzi appunto che avete visto prima tirare su dalle bambine, che sono la fune, il cerchio, la palla, le clavette, il nastro, poi ci sono anche esercizi a corpo libero e più o meno tutti hanno particolari difficoltà nell'esecuzione. Prima si inizia a maneggiare gli attrezzi fin da bambine, prima sotto forma di gioco, perché giustamente, ad esempio io seguo le bambine anche dell'asilo di 3-4 anni, che gli mettiamo in mano il cerchio e la palla, che forse la palla è più grossa di loro, però sotto forma di gioco iniziano a prendere fiducia con gli attrezzi e poi da lì piano piano si inizia a fare gli esercizi specifici apposta poi da inserire negli esercizi al momento che devono fare le gare, perché poi ogni gara ha il proprio programma con i propri regolamenti e quindi bisogna applicare determinate cose specifiche, che però ci vuole tempo, non è facile, è bello da vedere ma è difficile arrivare subito, ecco, ci vuole tanto sacrificio e per fortuna le nostre bambine e adolescenti e ragazze ce l'hanno e siamo fortunate, quindi andiamo avanti con ottimi risultati. Tu hai praticato da ragazzina? Sì. E com'è stato il passaggio poi da allenatrice? Allora, io ormai sono arrivata da Milano che avevo 7 anni, ne ho più di 50 e sono dentro nella società Rapallo da allora. E comunque sì, è stato diverso. Mi rendo conto che da allenatrice mi piace di più, cioè nel senso le mie soddisfazioni da ginnasta le ho avute, però poi da quando ho iniziato a insegnare sì, mi piace molto e quindi ci vuole l'impegno, però sì. Allora, adesso come già da qualche settimana o comunque a livello così ogni tanto, abbiamo lo spazio musicale e chiamerei Viola, che è da queste parti, che gli diamo... Eccoci qua. Vediamo se riusciamo ad avere un microfono. Bene, eccoci anche. Ciao Viola. Ciao. Allora, mettiti un po' il microfono bene lì, raccontami un po' di te. Mi chiamo Viola Carbone, frequento una scuola del liceo Luzzati, faccio come sport pallavolo. C'è una sportiva, facciamo un applauso a Viola. Vieni un po' più qua. Ecco. Lo ricordiamo che appartiene alla scuola della voce di Sara Nastos, ramo didattico, associazione culturale Tigullio Eventi. Ti piace cantare? Sì. Ma dove nasce questa passione per il canto? Questa passione ce l'ho da quando avevo 3 anni e me la porto dietro da adesso e ti piace? Continui? Hai visto Sanremo? Sì. Per chi facevi il tifo? Per Giorgia, che la sua canzone mi è piaciuta molto e volevo che vincesse lei. Allora presto ci canterai la canzone di Giorgia?
E invece Olli, che ha vinto? Olli un tantino. Un po' meno. Allora, questa sera cos'è che sentiremo? Cosa ci fai ascoltare? I sogni sono desideri di Cenerentola. Allora, diamo la linea a Viola e parliamo Cenerentola. Vediamo, vieni pure un po' più in mezzo. Ecco, sentiamo la musica. I sogni son desideri di felicità. Nel sogno non hai pensieri, ti esprimi con sincerità. Se hai fede, chissà se un giorno la sorte non ti arriderà. Tu sogni e spera fermamente, dimentica il presente e il sogno realtà diverrà. I sogni son desideri chiusi in fondo al cuore. Nel sogno ci sembran veri, ti esprimi con sincerità. Se hai fede, chissà se un giorno la sorte non ti arriderà. Tu sogni e spera fermamente, dimentica il presente e il sogno realtà diverrà. Grazie. Grazie. Bravissima. Ma Viola, avevi già cantato in TV? No. No. Così ti ricorderai di questa serata? Sì. E invece raccontami qualcosa. Pallavolo, dov'è che giochi? Sempre al liceo artistico Luzzati, nella palestra, facciamo sempre ginnastica. Tienitelo vicino, ecco. Abbiamo un prof di ginnastica che ci insegna, ci fa fare yoga e... Salutiamo il prof di ginnastica, come si chiama? Vabbè. Prof Virga. Ok. E poi cosa di pallavolo cosa ti piace? Mi piace fare il bagger, l'unica cosa che riesco a fare è tirare la palla un po' più in alto perché... Allora, la prossima volta verrai con la squadra di pallavolo, va bene? Ok, dai, un saluto a Viola. Grazie. Grazie, ciao. Ciao, sali di là. Simone, ti ricordi di Cenerentola oppure no? Sì, sì, assolutamente. Brava Viola perché devo dire che quando ha iniziato a cantare l'emozione se n'è andata via, quindi dimostra grande carattere, oltre che per quello poco che me ne capisco io doti canore, quindi sogni sono desideri, in bocca al lupo Viola. Assolutamente sì, ancora un applauso. Luca, ci aggiorni un pochino sulla pallanuoto? Ben volentieri.
Allora, partiamo dalla 1 maschile. A 1 maschile c'è poco da dire, continua sempre la lotta al vertice tra Recco e Brescia, sono appaiate sempre con lo stesso punteggio, addirittura hanno 55 punti, e poi segue il Savona che sta giocando un ottimo campionato, 48 punti. È da dire che il Savona sta andando avanti nella Coppa dei Campioni, nella Champions League della pallanuoto, è l'unica squadra italiana e sta giocando un'ottima Champions League con Pietro Figlioli, a 40 anni ancora protagonista assoluto, ancora un giocatore veramente fenomenale. Dicevamo quindi di altro sulla A1 maschile c'è poco da dire. Invece per la A1 femminile, a parte il discorso, come abbiamo detto, della Coppa Italia che si è svolta lo scorso weekend, ha vinto la SIS Roma in finale contro l'Equipe Orizzonte. Il Rapallo Pallanuoto ha giocato un'ottima Final Six, ha vinto il quarto di finale, poi in semifinale si è dovuto arrendere all'Equipe Orizzonte per 10-8, comunque ha giocato un'ottima Coppa Italia. E saranno protagoniste le squadre liguri in A1, cioè il Bogliasco e il Rapallo, perché questo mercoledì ci sarà la ripresa del campionato. Il Bogliasco incontrerà alle 13:30 l'Orizzonte Catania, quindi la squadra seconda in classifica, e il Rapallo Pallanuoto invece alle 19:30, sempre mercoledì a Rapallo, incontrerà la SIS Roma. Quindi le due squadre che si sono giocate la finale della Coppa Italia verranno a giocare in Liguria, e appunto l'Orizzonte contro il Bogliasco e la SIS contro il Rapallo, quindi partite decisamente importanti per la pallanuoto femminile. Per quanto riguarda invece la A2 maschile, abbiamo, grazie Franco, abbiamo avuto questi risultati nell'ultima giornata. Le squadre che ci interessano, c'è stato il derby tra Sori e Camogli, ha vinto il Future Energy Sori per 17-16 contro lo Spazio Ragnante Scamogli, un derby importante perché sono due squadre che lottano per i playoff e si è così avvantaggiato il Sori. Il Velanuoto Ancona batte il Mobilpesca Lavagna per 9-6, quindi anche Velanuoto Ancona in corsa per i playoff. E la Chiavari Nuoto non ha problemi a vincere contro il Bogliasco per 14-10, e anche il Torino va a vincere contro il Como. Buona anche la vittoria dell'Arenzano contro il Piacenza. Per la classifica dicevamo quindi che Chiavari Nuoto è sempre in testa con punteggio, non a punteggio pieno, però con 5 punti di vantaggio sulla seconda, quindi direi un primo posto solido per la squadra chiavarese. Poi il Torino 29 punti, il Soria 27, quindi che sta, come abbiamo detto, giocando per i playoff e giocando molto bene. Velanuoto Ancona 23, quindi insomma queste squadre sono le 4 più accreditate per i playoff. Se insegue il Metanopoli a 21, il Camogli perde un po' con la sconfitta contro il Sori, perde un po' il contatto con la zona playoff e rimane a 17 punti. Sarà interessante adesso il prossimo turno, perché ci sarà per Mobilpesca Lavagna e Sori ci sarà la sosta, perché hanno già anticipato la scorsa settimana, però il prossimo turno vede la Chiavari Nuoto che ospiterà la Vela Ancona, quindi una partita in chiave playoff, e poi sabato 8 marzo ci sarà il derby alla terza giornata di ritorno tra Mobilpesca Lavagna e Chiavari Nuoto. Ecco, quindi vedremo cosa succederà. Bene. Allora, abbiamo in programma il servizio per quanto riguarda il campionato di Serie C, dove vediamo il mister della Virtus Entella e anche del Selsi Levante. Lo manderei in onda, così poi è prevista una telefonata e anche con Simone diamo una carrellata sul campionato delle nostre due squadre qua più vicino. Direi allora dalla regia il servizio. La squadra ha dato un'ulteriore dimostrazione di quello che vuol dire, che vorranno dire queste ultime partite, dove tante squadre verranno
a Chiavari in maniera intelligente, cercando di portare via punti, perché oggi il Perugia ha fatto questo, l'ha fatto in modo intelligente, disputando una discreta partita, e noi siamo stati molto bravi nel rimanere concentrati fino in fondo. Mancava forse nella stagione dell'Entella una vittoria del genere, arrivata praticamente all'ultimo respiro. Quanta consapevolezza vi può dare questa vittoria? No, ci dà la solita consapevolezza e ovviamente una carica di fiducia in più che ci aiuta a preparare la settimana in maniera migliore. Ecco. Avevi cercato tante volte in questa stagione, tante volte ci eri andato anche vicino a trovare la via del gol. Possiamo dire che te lo sei tenuto forse nel momento migliore? Sì, l'ho sempre detto, sempre detto per darmi anche forza. Me lo lascio in momenti più bisognosi. Altra grande partita. In casa credo che sia la miglior partita che abbiamo giocato ad oggi. Tanto gioco, poche palle buttate da parte nostra, tante da parte loro, ma sapevamo, e quindi no, solo complimenti ai ragazzi. Juan Brunet ha giocato stando male, fino a un'ora prima in realtà pensavamo non giocasse, ed è l'ennesimo sacrificio che fanno questi ragazzi qua, e poi con la partita che ha fatto. Quindi complimenti veramente a tutti. Di più, secondo me, è difficile chiedere, io lo farò da domani, però veramente andiamo a casa senza rimpianti, e quindi secondo me bisogna anche guardare poco la classifica adesso e continuare a fare il massimo, ogni giorno cercare di superare il nostro limite e lavorare con serenità per quanto possibile in questa situazione, però arrivare a casa senza rimpianti, tutto quello noi dobbiamo arrivare a casa ogni giorno senza rimpianti. Allora, avevamo la settimana scorsa il capitano del Sessi Levante Massimiliano Pane, questa sera invece abbiamo il capitano del Virtus Entella che è Luca Parodi. Pronto? Sì, pronto, buonasera a tutti. Eccoci, grazie Luca. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora raccontaci un pochino questa partita Virtus Entella Perugia, proprio questo gol alla fine, ma ci avete sempre creduto e Perugia non vi ha concesso proprio niente. Sì, hai detto bene, è stata una partita sicuramente molto impegnativa, quale poi fondamentalmente sono tutte in questo girone. Però loro venivano da un cambio di allenatore durante la settimana, quindi comunque avevano bisogno di dare una sterzata al loro periodo non bellissimo, e quindi si sono presentati qua e hanno fatto un'ottima partita, hanno fatto una partita sicuramente in cui hanno provato a fare quello che gli aveva chiesto il loro allenatore, ma noi siamo stati sul pezzo. Non abbiamo mai smesso di crederci, mai smesso di proporre quello che facciamo tutti i giorni, e alla fine poi ci ha provato. Non è stato facile, no? Crederci fino proprio alla fine così. Sì, però penso che questa squadra dal primo giorno di ritiro che siamo partiti ha sempre cercato di portare avanti quello che stiamo facendo, e io credo che il crederci faccia parte del DNA di questa squadra. Poi al di là di qualsiasi tipo di risultato che poi il campo dice, ma ecco, questo atteggiamento diciamo che non manca. Tra l'altro lo dicevamo anche la settimana scorsa, vedi il caso di Sestri, che Sessi Levante è andato alla Vis Pesaro la settimana scorsa, ha dato veramente, non è stata certo una partita facile per la Vis Pesaro, anzi forse la squadra che doveva vincere era il Sestri, così come è successo con voi quando avete pareggiato con l'ultima, no? Perciò per dire che il campionato con qualsiasi squadra incontri bisogna stare attenti. Sì, sono d'accordissimo, io credo che la Serie C da questo punto di vista è una categoria molto complicata, perché può veramente nascondere ogni domenica partite o risultati che non ti aspetti. Ogni partita della classifica che uno va a vedere può nascondere insidie, e forse anche il bello di questo sport è
ogni domenica sia una battaglia sportiva in cui ogni squadra può dire la sua. Ecco, forse ti abbiamo già visto in qualche foto, ma c'è la foto delle tue 100 partite con la Virtus Entella che ieri hai ricevuto, no, il riconoscimento. Sì, ieri è stata la mia 100ª con la maglia dell'Entella e per me sicuramente è un grande traguardo da cui partire nuovamente. L'ho raggiunto con grande soddisfazione e anche molto orgoglio, perché credo che non vada mai lasciato nulla per casuale, quindi sono felice e spero di continuare con questa maglia e di togliersi delle soddisfazioni che questa squadra merita. Ecco, tra l'altro Luca hai già firmato il contratto per la prossima stagione, perciò ancora un anno e sono il 3° anno sportivo a Chiavari. Sì, a agosto la società ha deciso di prolungare questo contratto che dura fino al 2026 e ovviamente io ho sposato con grande entusiasmo e quindi cerchiamo di confermarci, di proseguire nel nostro cammino, nella nostra costruzione che questa società ha dimostrato di fare negli anni già precedenti da quando al mio arrivo, quindi speriamo di costruire qualcosa di importante. Ecco, scusa, tu hai un giocatore a cui ti sei sempre un po' riferito, non so, hai qualcheduno che nella tua gioventù guardavi di più? Sì, ne ho cambiati diversi perché poi io ho fatto parecchi ruoli, poi nella mia carriera sono passato veramente a fare dall'attaccante esterno fino al difensore, quindi ci sono stati tanti giocatori che mi sono piaciuti, posso dire veramente qualche campione, non so, Marcelo mi è sempre piaciuto, a cui mi ispiro sinceramente faccio fatica perché il livello è un po' troppo alto, però ci sono tanti giocatori sicuramente del Milan, dei tempi di Ancelotti che comunque erano grandi campioni. Allora, prima di salutarci abbiamo qua tanti giovani atleti, sia ginnaste che l'Under 14 del Sessi Levante. A cosa dici ai ragazzi che fanno sport? Guarda, la cosa che dico assolutamente è di divertirsi, che è la cosa fondamentale dello sport, qualsiasi tipo di sport, la base del divertimento, è l'unione, lo stare insieme, di condividere emozioni che lo sport può dare, l'amicizia anche, di condividere i rapporti di amicizia che lo sport dà, unisce, e sono rapporti anche duraturi nel tempo. E quindi credo che la cosa più importante è quella proprio del divertimento, e quindi questo. Bene Luca, dove giocherete domenica? A Pesaro, proprio con la Vispesa. Con la Vispesa. Bene, bocca al lupo, grazie alla telefonata. Grazie mille, grazie, buona serata a voi. Invece Simone, cosa diciamo del Sessi Levante che tu vai a vedere sicuramente? Anche ieri una partita dove andate al massimo. Sono d'accordo con quello che ha detto l'allenatore. Forse siamo partiti il primo tempo un po' troppo contratti perché era una partita da vincere quella di ieri. E la squadra sappiamo che è giovane, forse paghi un pochino dazio per questa cosa qua. Secondo tempo sicuramente è stato uno dei migliori vista al Sivori, infatti siamo riusciti a raggiungere il pareggio e forse potevamo anche fare qualcosa di più. Il campionato è difficile, il campionato è molto livellato come ho detto la precedente volta, ma l'ha confermato anche Luca, e ogni partita è una battaglia. Certo. Salvezza è il nostro obiettivo. In bocca al lupo anche per il Sessi Levante. Crepi. Allora andrei nuovamente con la ginnastica Rappallo. Giacomo, abbiamo qualche ginnasta lì forse da intervistare un pochino e magari a conoscere da vicino qualche attrezzo. Non riusciremo a vederli tutti perché ce ne sono veramente tanti, però magari quello che hanno in prima fila. Allora abbiamo
Aspetta che qua prendiamo... Allora, abbiamo Eleonora Sartori che ci fa vedere, anzi Anita Botto che ci fa vedere un nastro, direi. Allora, Qua abbiamo un nastro, poi per esempio qua abbiamo la fune, abbiamo le clavette, che sono queste qua, abbiamo la palla e qua abbiamo anche il cerchio e questi sono gli attrezzi Tirateli della ancora un ginnastica po' su ritmica. tutti, che così il cameraman che è vicino, ecco Ale, ecco. Vorrebbe una bella foto, ecco, prima l'istruttrice diceva che più o meno comunque bisogna allenarsi per tutti, non c'è una grossa differenza di difficoltà. Immagino sia una cosa più soggettiva. Sì, è sicuramente una cosa soggettiva. Poi magari quando sei piccole ti risultano più facili, per esempio la palla o il cerchio, che sono un pochino più semplici, o anche la fune. Invece Eleonora Sartori chiediamo, invece per diciamo, gli esercizi, quelli di gruppo, quanto allenamento serve? Anche magari conoscersi da tanto tempo per riuscire a diciamo, essere coordinate. Sì, sicuramente le amicizie che si creano in palestra favoriscono anche il lavoro di gruppo e di squadra e sicuramente c'è anche una connessione tra le ragazze quando si lavora in squadra. Quindi si crea un'amicizia anche grazie alla passione e tutto l'allenamento settimanale che andiamo a fare. Diciamo nelle ultime Olimpiadi c'è stato un exploit per l'Italia della ginnastica ritmica, l'avete seguito, è stato entusiasmante? Sì, abbiamo seguito, Sofia Raffaeli ci ha regalato emozioni, per la prima volta l'Italia è arrivata sul podio a livello individuale, anche a livello di squadra sempre molto bene. Noi seguiamo, andiamo anche a vedere la Serie A quando possiamo a livello di società, quindi siamo molto partecipi anche su questo. Giacomo. Diciamo ancora qualcosa con Nadia e Marina, di fare una foto un po' più allargata di tutta la società, dei vostri gruppi, delle vostre gare, Marina. No, allora abbiamo tanti gruppi, cominciando dalle bimbe di 3 anni che non fanno gare, fanno una specie di gioco che comprende gli attrezzi, poi saliamo, abbiamo gruppi di tutte le età, dai 3 ai 6 anni, dai 6 agli 8 e poi abbiamo anche la preagonistica, abbiamo tante bimbe che ci sono adesso di davanti, che hanno dai 5 agli 8 anni e si preparano ad affrontare le gare di tutti i livelli. E poi abbiamo dagli 8 anni in su tantissimi gruppi che affrontano gare diverse, tutte si impegnano tantissimo, vanno dalle 6 alle 15 ore di allenamento settimanali, un grande impegno, però lo affrontano tutte, le vedete, sono tutte davanti a voi, tutte col sorriso, sono venute tutte contente, quindi è il più grande successo della società, riuscire ad aver creato una specie di famiglia, è bello, sono contenta. E Nadia invece cosa può aggiungere? E posso aggiungere che praticamente è come fosse una mia famiglia anche, perché essendo cresciuta da quando ero piccolissima e continuo ancora adesso, lo spirito di famiglia è quello che ci accompagna ed è lo spirito proprio della ginnastica a Rapallo, il creare all'interno della società il gruppo che non è soltanto proiettato alla gara in se stesso, ma al fare gruppo, quindi allo stare insieme, al dividersi, al divertirsi insieme, al condividere le cose belle ma anche gli insuccessi, ad essere capaci di superarli, di andare avanti e di sentirsi proprio supportati da tutto il contesto, che sono gli insegnanti, che sono i genitori, che sono i dirigenti, e noi insegnanti ci sentiamo supportati dai dirigenti che ogni nostra cosa, ogni cosa che noi chiediamo, loro sono comunque sempre pronti a supportarci, a portarci a braccetto e a condividere tutte le nostre problematiche e a portarle col sorriso avanti. Abbiamo qua con noi Daniele Trucco che
è un amico, credo, dello sport Rapallo, questa sera è qua, che ha accompagnato insieme, è venuto insieme alla ginnastica. Daniele, tra l'altro so che li coinvolgi in qualche tua... con la Rapaz. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. Allora, io seguo la ginnastica da lontano perché non posso fare ginnastica per doti fisiche evidenti, ma oltre questa battuta sono un po' l'orgoglio, cioè l'orgoglio di Rapallo e anche forse della nostra regione, quindi facciamole un applauso per tutto quello che fanno e tutto quello che è stato detto, fortissimo. E proprio perché, diciamo, parte dell'idea che siano un po' un orgoglio, siano un'eccellenza, mi piace sempre coinvolgerle nel nostro progetto che nasce da un gruppo di giovani che è l'evento Rapax. Quest'anno sta per iniziare la 5ª edizione e forse saranno di nuovo protagoniste insieme a noi di questo talent, diciamo anche questo a livello ligure, per giovani cantanti e giovani ballerine. Però diamo sempre quella nota di diversità con la ginnastica ritmica Rapallo perché dà quel qualcosa in più allo spettacolo, quindi ci piace sempre coinvolgerla. Poi ogni anno, diciamo, chiediamogli qualcosa, ci sono sempre più premi, sempre più medaglie, quindi bisogna per forza aggiungere qualcosa all'albo d'oro della ginnastica ritmica, quindi ci fa piacere valorizzarle, conoscerle e comunque sia vederle all'opera perché è un punto diverso e di grande orgoglio per noi e per tutta la città di Rapallo e tutta la Liguria. Hai già stabilito la manifestazione, le giornate? No. Allora, sono in fase di definizione, però probabilmente la finale di quest'anno sarà il 12 di luglio, torniamo a luglio dopo un anno ad agosto, 12 di luglio a Rapallo, a Villa Tiguglio. Poi le altre date sono in via di definizione in base agli ospiti e quant'altro, quindi state connessi perché ci saranno molte novità per l'edizione numero 5, il 5º compleanno. Quindi... Bene, allora noi stiamo connessi, Ok. Frank. Che abbiamo introdotto il tema delle manifestazioni che ci saranno. Franco, si prepara un'estate, ormai diciamo siamo già al 24 di febbraio, fra un po' siamo in primavera, quindi le acque fredde diciamo che cominciamo a lasciarle stare e parliamo un po' invece di quello che succederà quest'estate. Faremo una cosa unica che aspettiamo da anni, è un sogno che avevamo. Partiremo da Sestri a nuoto e arriveremo in piazzetta Portofino. E questa sarà una cosa per pochi purtroppo, perché non tutti sono in grado di fare 10 biglie a nuoto, però saranno i più forti che troviamo sulla piazza. Quindi il 20 di settembre, se il mare ce lo permette, faremo questa cosa. E poi ci sarà il corollario di tante altre gare, gare più piccole, più corte, per tutte le esigenze, per tutti i tipi di nuotatori. Ecco, intanto c'è anche questa, perché insomma, visto che non siamo ancora proprio al caldo, c'è l'Acqua Manara che organizza le nuotate in baia. Ecco. Esatto, allora questa qui è una specie di allenamento in acque fredde che noi offriamo ai nuotatori di questa specialità che vengono nella baia di Portobello. Ne abbiamo già fatto una in questo mese, ce ne sarà un'altra al prossimo e poi una ancora ad aprile. Si nuota per un'ora in costume, con qualsiasi tempo. In slip, cioè non sono ammessi i costumoni, sì, no. I cosiddetti costumoni. Lo slip e basta, o 2 pezzi o il costume intero, ma comunque niente di più. Abbiamo dimostrato che non è vero, come dicevano una volta, che dopo 3 minuti in acqua fredda si può morire, ci si può rimanere molto più a lungo. Questo è Ricordiamo che l'acqua si scalderà poi piano piano, diciamo, verso maggio-giugno, ecco che l'acqua fredda adesso... è il momento dell'acqua più fredda, questo qui, sì. Febbraio. Buongiorno. Però diciamo che rispetto a 20 anni fa, di questa stagione avevamo l'acqua a 11 gradi, adesso l'acqua è 14. Quindi qualcosa è cambiato anche nelle temperature. Infatti... Sono sempre pochi, perché se uno sta in acqua un'ora a quella temperatura comunque la sente, però basta abituarsi. Ecco, sulle temperature se ne è parlato in questi anni, no? Dell'acqua più calda, ma in effetti, voglio dire, chi è andato al mare in questi anni ha sentito che l'acqua era veramente più calda. No, piano piano si è scaldata, però è stata una cosa graduale. Ad esempio, l'anno scorso non siamo andati mai sui 12 gradi, quest'anno
siamo già più caldi dell'anno scorso, di mezzo grado. Tu parli dei mesi invernali? Parlo dei mesi invernali. D'estate abbiamo anche delle punte di 28 gradi in acqua. Ma questo 28 gradi in acqua? Sì, è già successo, però quello fa parte della stagionalità. A volte ci arrivi, a volte no, però comunque niente di particolare, per adesso. Ma anche dalle nostre parti? Sì, parlo dalla Liguria. Se poi andiamo sullo stretto di Messina trovi molto di più, però lì trovi anche delle correnti molto contrastanti, perché passi dal caldo al freddo nell'arco di niente. Quindi geli e poi muori dal caldo. Bellissimo. Per parlare di un campione nostro, no? Edoardo Stocchino, Sì. che l'abbiamo avuto. Tu l'hai visto piccolino forse? E io l'ho visti tutti piccolini. Tutti piccolini. Edoardo? Ho visto Edoardo, ma ho visto anche Formentini piccolino, perché Formentini a 13 anni ha vinto la Portofino Sestri, che allora si faceva staffetta e al contrario. L'ha vinta con altri 3 della sua età. Quindi Stocchino l'ho visto ancora più piccolo e poi sono cresciuti tutti. Portofino Sestri proprio è una traversata in mare libero, nuoto libero, Certo, non deve essere perché- proprio così semplicissimo. No, non è semplicissimo, devi avere le barche che ti seguono chiaramente, perché non puoi farla da solo. certo. Ovviamente ogni equipaggio ha la sua barca Esatto. che segue, quindi c'è la possibilità per la staffetta di salire a bordo. Quindi, Sì, ti insomma, seguo, però non ti aiuta. No, no, assolutamente. Il singolo deve farla da solo e La barca segue il nuotatore, quindi non lo aiuta in alcun modo. Dalla non può sicurezza, aiutarle dalla dalla sicurezza, esatto. non puoi toccare la barca. Se devi bere, devi avere un bastone che ti porta la bottiglia dove Ecco, tu la com'è prendi. quella storia? Puoi bere anche? No, puoi anche mangiare, se vuoi puoi mangiare anche la pasta asciutta, ma non ti conviene. Ma quando ci metti, da Sestri, cioè da Allora, Portofino a Sestri, il tempo No, quant'è? ti do i dati. Se tu fai da Portofino a Sestri, vai controcorrente, perché chi va in mare sa che c'è una corrente fissa. E quindi i tempi erano sulle 4 ore. 4 ore. Se tu adesso fai da Sestri a Portofino, metti un'ora di meno. 3 ore. Però c'è il record che ha fatto Edoardo, esatto, ha fatto 2 ore e mezza in una giornata fantastica con onde di 4 metri di scirocco. E lo scirocco un po' l'ha aiutato ad andare in là, però comunque è un tempo che sarà difficile che qualcuno lo rifaccia. Allora, benissimo queste notizie. Simone, non le senti volentieri? Allora, vediamo perché, ritornando alla ginnastica, abbiamo la signora Madia, la signora Giovanetti, che per tanti anni è stata vicina a Gioacchino. È un saluto, magari non è stata parte attiva, non lo so, ma sicuramente ha sostenuto il marito. Sì, ho sempre fatto parte del direttivo, diciamo Ah, anch'io, beh. perché siamo entrati 50 anni fa in palestra portando la bambina e ci siamo rimasti lì. E la bambina è la Nadia la che è Nadia, qua, no? ecco. Ok. Per noi la società di ginnastica Rapallo, mi ripeto, è come una famiglia e non riusciamo a staccarci. Ho imparato una cosa in tutti questi anni, che la prima cosa bisogna coltivare i genitori, perché poi a loro chiediamo tanti sacrifici, che devono organizzare le ferie in funzione delle gare delle bimbe, portarle in palestra, hanno da fare tanto, sia le ragazzine che i genitori. Quindi se l'atleta ha anche una bella famiglia dietro, è quando rende ancora di più, e noi abbiamo il compito, noi, le insegnanti hanno il compito più facile, perché è giusto che i genitori si sacrificano tanto. Ora c'è un direttivo nuovo, giovane, che si dà molto da fare, in gamba, e speriamo bene. Bene, allora salutiamo le mamme e i papà. Simone, cosa diciamo ancora del Sestri giovanile? Andiamo ancora un pochino dal mister. Non so, Giacomo, se c'è qualche campioncino che vogliamo salutare in rappresentanza. Allora, abbiamo intanto Andrea Sene. Da quanto tempo giochi al Sestri? 3 anni. Come ti trovi? Io prima di 3 anni ho giocato nel Riva e anche ho giocato nel Riva 3 anni. E quest'anno a settembre faccio 3 anni a Sestri e
Vai, sentiamo i nomi della prima fila, dai, così li rappresentiamo tutti. Gabriele Nache, gioco da quest'anno al Sestri, prima giocavo nel Casarza Ligure e nel Reggio Calabria. Tu sei? Simone Capitani. Ok. Ma andate a tifare il Sestri oppure no? Andate a vedere il Sestri prima Sì, squadra. ci vanno a vederlo. Facciamo un applauso al Sestri. Ennio, gli allenamenti, qualcosa ancora al mister, dai. Ma noi ci alleniamo 3 volte alla settimana, facciamo il lunedì, il martedì e il giovedì e poi abbiamo sempre la domenica o il sabato la partita. Gli allenamenti sono 1 ora e mezza, io pretendo abbastanza, quindi diciamo che metto molta intensità. Mi seguono e sono contento del gruppo, poi li conosco da tanto tempo, quindi anche i nuovi si sono ambientati bene. Penso che lavoriamo bene, comunque la società penso sia contenta e andiamo avanti. Non so se c'è ancora qualche atleta della ginnastica, se vuol dire qualcosa, perché fra un po' ci prepariamo perché facciamo anche un esercizio qua davanti, almeno una sfilata, tra 5-6 minuti, anche meno. Facciamo un ultimo giro qua, Luca, salutiamo il nostro Franco. Ma lui ha vinto, ha fatto tante gare, tante vittorie. Lui è vero, è un polivalente perché nuota, fa lancio del peso, fa anche atletica, faceva atletica, quindi lui è polivalente, gli piacciono tutti gli sport, li prova tutti perché giustamente è un uomo di sport, ecco, quindi giustamente li prova tutti. Ci sarà qualcosa, Franco, che ti piace di più però? Guarda, no, basta farli... Li provo tutti. Il primo appuntamento che dobbiamo pensare? Guarda, il mio però. Il mio prossimo devo andare a lanciare il disco perché sono passato di categoria e devo rifare... Tra l'altro, allora, no, un momento, l'ultima cosa. Dai. Lui ha un orto, Franco ha un orto, ogni tanto si allena col disco, passate lontano, ecco, molto perché non si sa dove possa lanciare. Ecco, abbiamo il servizio del cimento di ieri dal Proscogli, giusto Luca? Lo vedremo in questi giorni nel telegiornale, però Giacomo hai qualche altra notizia, no? Prima di chiudere. Sì, per ricordare che nel fine settimana si è corso l'Andersen Trail a Sesti Levante, sabato e domenica, la gara di 46 km e 22 km, poi c'è anche la non competitiva, che sono state organizzate dall'Atletica Levante. Sono stati quasi 700 partecipanti tra tutte le 3 gare. Il percorso, quello diciamo lungo, da 46 km, partiva dal Parco Mandela il Sesti e faceva poi il giro di Punta Manara, Punta Baffio, Moneglia e ritorno. I primi classificati per la gara dei 46 km sono stati Jonathan Cogliati del team Kailas e Saralago Marsino dell'Atletica Levante, e sulla distanza di 22 km invece Elia Bongiovanni del team Marghera Race e Camilla Rizzardi del team Mud and Snow. Benissimo. Simone, allora ci cominciamo a salutare. Ritornerai con un altro gruppo ancora, dai, finora abbiamo ancora un po' di... Sì, andremo avanti fino a maggio, giù di lì. Potremmo dare spazio alla femminile la prossima volta. La femminile. Mondo interessante, molto interessante. Benissimo. Adesso le ragazze prima facevano meno calcio, no? I numeri sono sicuramente in crescita e purtroppo mancano gli spazi. Il problema della Liguria è questo. Dobbiamo trovare un altro campo a 11 e possiamo così incrementare anche i numeri. Su questo no, si trovano tutti d'accordo, le palestre, i palazzetti, i campi, qualsiasi, le piscine, Simone. Tutto... Sì, no, forse noi siamo quelli che devono lamentarsi un po' di meno, però comunque mancano gli spazi. Facciamo così, fai un po' una domanda sia o a Nadio a Marina, che cosa ti ha colpito questa sera? Finora non hai ancora visto tutto, ma poi vedremo dell'altro. Ma della ginnastica della ginnastica con me si sfonda una porta aperta perché mia moglie arriva dalla ginnastica, l'ha fatta finché naturalmente ha potuto e ha insegnato fino a pochi anni fa.
alla Riboli e Lavagna. E ecco, quindi le cose che ho sentito stasera rispecchiano tutto quello che lei mi ha detto nel corso di questi anni, e mi ha sempre detto che lei riconosce una persona che arriva dalla ginnastica, dalla disciplina che ha nella vita. È vero. Quindi me lo confermate? Assolutamente sì. La ginnastica come in generale lo sport, la disciplina, dà la capacità anche agli atleti di perseguire un obiettivo e di essere capaci di mettersi alla prova e di accettare anche l'accettazione del non essere il migliore. Penso che sia l'insegnamento più grande che può dare lo sport. Sono d'accordo. Essere capaci di accettare che ci sono persone più bravi di te è il più grande regalo che ti può dare lo sport. Assolutamente sì, l'impegno, la disciplina, il perseguire, il sacrificio. Sempre. Allora preparatevi che intanto che poi... C'è la nostra sala in subbuglio, ma si prepara benissimo per fare un gran finale. Salutiamo Daniela per tutto i dirigenti, tutto il gruppo di Sestri, grazie. Benissimo. Allora facciamo così. Io direi, cominciamo a fare il giro con la telecamera, a favore di telecamera, e intanto noi chiacchieriamo di ginnastica. State tutte qua belle ferme, così facciamo un applauso tutti insieme a favore di telecamera. Abbiamo un pochino... Ecco. Benissimo. Un po' di musica, dai. Ok. Bene, allora salutiamo sia la società del Sestri Levante Calcio, la grande ginnastica Rappallo,
Franco Locascio, tutti gli intervenuti. Luca, devo dirti ancora una cosa. Dai. Mi è venuta in mente, tra le tante cose che ho fatto, sono riuscito anche a fare un campionato di pallavolo con te. È vero, tantissimi anni. Ho pensato che ho detto, si è dimenticato. Va bene, un grazie a tutti, un saluto a tutta la nostra squadra di Telepace, l'appuntamento è per lunedì prossimo. Grazie a tutti, grazie a tutti. Buonasera.